L'ufficio scolastico provinciale organizza questa giornata sul bullismo che oggi è all'Istituto Niccolò Gallo e coinvolge moltissime scuole della provincia di Agrigento. Sì, è da anni impegnato l'ufficio scolastico provinciale di Agrigento, l'ufficio quinto, nell'organizzare in occasione della giornata sul bullismo questo incontro con tutti i docenti, i ragazzi, i dirigenti scolastici che hanno contribuito con i loro lavori per dire no al bullismo. Sicuramente sono due gli elementi sui quali focalizzare l'attenzione. Due sono le chiavi di lettura, una relativa alla indicazione di tutti questi ragazzi che sono partecipi nel affrontare questo argomento e soprattutto nel non isolare i ragazzi che sono oggetto del bullismo. Proprio questo è emerso dai lavori che sono stati presentati. La giornata di oggi intanto questo convegno è stato proprio programmato per celebrare la giornata regionale che è stata istituita qualche anno fa e che si svolge ogni lunedì, il terzo lunedì del mese di marzo. Ma noi a seguito di una serie di iniziative che abbiamo programmato nel corso di questi anni, a seguito degli incontri che abbiamo anche effettuato nelle scuole, a seguito dei questionari pure che sono stati inviati alle scuole sia rivolti agli alunni, ai docenti e ai genitori, e oggi abbiamo voluto invece proprio dare voce con questo convegno alle scuole, vedere che cosa effettivamente, come hanno dato vita all'interno della loro istituzione scolastica a seguito dei nostri incontri nei loro territori. E quindi qui vediamo una serie di prodotti multimediali, vedremo una serie di interventi dei ragazzi e credo che questo sia un momento altamente qualificante perché permette di avere uno scambio di quelle che sono le buone pratiche realizzate nel contesto della nostra provincia. Magari il bullismo c'è sempre stato, ormai con i media e i social si è diffuso maggiormente e non si riesce bene a controllare per quando la polizia postale ci sia. Il problema è che si cerca sempre di sensibilizzare, sono felice che Agrigento ancora sia in una fascia di sensibilizzazione e non di pericolo. Qual è la mission del gruppo provinciale contro il bullismo? La mission è quella di coordinare, di rilevare quelle che sono un po' le esigenze del territorio. Noi abbiamo fatto un programma triennale, un primo progetto già è finito, abbiamo portato dei dati estremamente importanti sia per quanto riguarda gli alunni, per quanto riguarda i docenti, ma anche per quanto riguarda le famiglie. Ora riparte un nuovo progetto triennale e quindi, avendo coinvolto qui tutti i referenti sul bullismo a livello provinciale, i dirigenti scolastici, la rappresentanza degli studenti e dei genitori, ecco, messi assieme tutti questi, io penso che il problema può trovare, non dico soluzione, ma sicuramente viene diffuso e quindi arrivare a prevenirlo prima che diventa conclamato.